La scorsa notte, attorno alle 3:50 del mattino, un uomo di 57 anni è caduto con la sua bicicletta nel canale Lombardo, all'Isola dei Saloni, poco prima del ponte che congiunge al centro storico. Questa volta però, a differenza della tragedia avvenuta ad aprile, quando un 51enne aveva perso la vita con le stesse dinamiche nel canal Vena, l'uomo è riuscito a salvarsi. Deve dire grazie alla formazione di una secca per via della bassa marea, la quale ha fatto in modo che l'uomo non morisse annegato. Il 57enne è stato ritrovato in condizioni psichiche alterate e privo dei documenti, quindi trasportato all'ospedale di Chioggia con evidenti escoriazioni al viso. Nella circostanza, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. Una spiaggia con tutti e non solo per le persone con disabilità. Il messaggio che arriva dall'inaugurazione, stamane Bagni Vianello Baita al mare di Sottomarina, delle iniziative per il turismo sociale ed inclusivo evita ogni separazione, non discriminando ma anzi applicando concretamente il pieno diritto di ogni persona a vivere il mare indipendentemente dalle proprie condizioni di salute. Principali attori del progetto, oltre agli stabilimenti balneari, sono le ULSS del litorale veneto e la giunta regionale, presente in forze con gli assessori al turismo Federico Caner e alle politiche sociali Emanuele Lanzarin. Agli ospiti, il direttore generale della ULSS 3 Serenissima Giuseppe Dalben ha illustrato le tante potenzialità che una spiaggia attrezzata come i Bagni Vianello mettono a disposizione degli utenti, dall'eco risciò di Ascot alla canoa kayak con istruttori specializzati, dalla pet therapy assieme al cane sketch alla barca attrezzata di Capitan Memo. Il tutto anche nel quadro del progetto Vacanze Sicure, con il quad del 118 che salva ogni estate moltissimi bagnanti. Gli assessori regionali si sono mostrati compiaciuti degli investimenti sostenuti per garantire a tutti la possibilità di godere appieno l'estate e annunciano nuovi stanziamenti per gli anni a venire, promuovendo il territorio su scala nazionale e internazionale. Un biglietto integrato per visitare 2 dei musei di Chioggia, assieme ad altre 4 istituzioni analoghe fuori città. L'offerta Storie sull'acqua, valida per i turisti e anche per i residenti del territorio, è stata presentata stamane nella sala Lampadari del municipio clodiense e nasce dalla collaborazione tra il Comune e il Polo Museale del Veneto. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio contenuto lungo i 2 percorsi offerti, in un arco temporale di 3 mesi tra il primo e l'ultimo ingresso. L'iniziativa coinvolge, oltre al Museo Civico della Laguna Sud e al Museo di Zoologia Adriatica Giuseppe Olivi, anche la Galleria Franchetti interna alla Cadoro, Palazzo Grimani sempre a Venezia, la Villa Pisani di Stra e il Museo Archeologico di Adria. Per queste ultime possibilità il biglietto associato ai musei chiogiotti costa 12 euro, mentre il prezzo per la combinata con le 2 strutture veneziane è di 14 euro. I biglietti sono acquistabili in ciascuno dei musei e anche nelle loro appendici online, in attesa di coinvolgere ulteriori raccolte e spazi nelle prossime stagioni. Ancora una volta Fabrizio Tiozzo, il 63enne venditore ambulante di frutta lungo la battigia di Sottomarina, la fa franca e gira con un nuovo automezzo là dove ci sono i bagnanti. Dopo aver infranto il sequestro amministrativo e vedendosi imporre quello penale del suo precedente ape Piaggio, il mercante illegale di generi alimentari è stato visto ancora una volta scorrazzare sul bagnasciuga a bordo di un ulteriore 3 ruote dello stesso modello, incurante di divieti e prescrizioni di polizia che però aggraveranno il suo status una volta in tribunale. Chissà se i 10 steward assunti dal comune col contributo di Gebbis e Ascot questa mattina e oggi si occuperanno di lui. Carissimi amici di Radio Azzurra, buongiorno a tutti.
Dunque l'alta pressione subtropicale africana tenta di impossessarsi anche le nostre zone espandendosi verso nord, naturalmente garantendo alcune giornate di tempo stabile, soleggiato e con temperature massime che andranno leggermente sopra la media. Anche ieri abbiamo toccato i 32 gradi, ma con una quantità di umidità piuttosto bassa, relativa tra il 42 e il 46%, che non ci ha fatto soffrire più di tanto. Però da metà settimana, circa all'altezza di giovedì e venerdì, una bassa pressione dalla parte nord-est del comparto europeo tenterà un avvicinamento, garantendo di fatto un'ulteriore variabilità, e quindi le nostre zone si troveranno borderline, senza una fase né anticiclonica né ciclonica, e quindi una fase molto variabile. Conseguentemente si svilupperanno dei temporali in montagna che forse in qualche caso potranno guadagnare appunto le alte pianure e forse anche le coste da domenica in poi. Questa giornata invece sarà perfettamente in linea con le temperature estive, con un clima tipicamente appunto estivo, anche se durante la notte e la prima mattinata potranno svilupparsi qualche temporale nella parte alta delle Alpi e scendere verso le coste, ma sarà solamente un episodio notturno, proprio perché ci sono delle infiltrazioni di aria più fresca dei Balcani che condizionano nelle medie latitudini il tempo anche sulla nostra regione. Quindi tempo stabile, soleggiato e caldo, ma nottata magari un po' compromessa da qualche temporale qua e là anche sulle coste. Non è detto che succeda a noi naturalmente. Ecco, questo sarà sia questa notte che domani notte. Per il resto quindi tutto sommato temperature in linea con le massime appunto del mese di luglio. Teniamo presente che dal 20 luglio al 10 agosto dovremmo necessariamente avere le giornate più calde e stabili dell'intero comparto estivo. Possiamo quindi introdurre questo primi 2 mesi di estate come un'estate normale, tipicamente mediterranea, rispetto a quello che sta succedendo appunto alle fasce alte dell'Europa, in Giappone e anche nella parte appunto meridionale dell'Europa, devastata da incendi naturalmente appiccati. Quindi tutto sommato un bel periodo, godiamocelo, buone ferie a tutti a chi le sta facendo e buon lavoro a chi lavora. Ciao a tutti!